Prima alcune esplosioni, poi le fiamme divampate alte nel cuore della notte poco dopo le 2 in questo parcheggio utilizzato da diverse aziende di trasporti conto terzi in via Trevisan, nella zona artigianale di Peraga di Vigonza. A far scattare l'allarme un cittadino preoccupato che ha immediatamente chiamato i numeri di emergenza. Il bilancio alla fine è pesante, sono ridotti a poco più che rottami 5 furgoni che erano fermi, degli pneumatici sono rimasti solo dei filamenti, gravemente danneggiati altri 6 furgoni che si trovavano nell'area. Le fiamme, domate e circoscritte grazie all'intervento dei vigili del fuoco, sono partite da un container adibito ad ufficio nella zona del parcheggio occupata da un'azienda toscana, la Madilo, con sede a Pistoia, che fa trasporti anche per il colosso Amazon. Sulle cause stanno indagando i carabinieri che in mattinata hanno condotto a lungo dei rilievi sul posto. Tra le ipotesi più accreditate quella dolosa, viste le modalità e la rapida propagazione delle fiamme. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che assicura: manterremo alta l'attenzione sull'area.